Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Blitz la scorsa notte nell'ufficio del procuratore per i minorenni di Palermo, Claudia Caramanna, che è stato messo a soqquadro. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un atto vandalico o di un'intimidazione. La procura di Ragusa ha aperto un'inchiesta sul naufragio avvenuto al largo delle coste libiche lo scorso 12 di marzo. Si interrogano i sopravvissuti per ricostruire cosa sia successo e capire chi avrebbe dovuto prestare soccorso. Il GUP di Palermo ha condannato 5 odiatori seriali accusati di aver insultato sui social Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica era stato vittima di violenti attacchi per aver incaricato Carlo Cottarelli di formare il governo. La fortuna continua a baciare la Sicilia. Questa volta è il turno di una donna di Siracusa che ha centrato un jackpot di 12.000 euro con una giocata di appena 1,80 euro. Continua il bel tempo in Sicilia anche nella giornata di domani, cieli sereni e temperature in salita in quasi tutte le province. Tutti i dettagli li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.